L'esito dell'autopsia sul corpo di Alex Marangon, il giovane trovato morto a Ciano del Montello, diverse lesioni al torace, cranio parzialmente sfondato. Il ragazzo colpito da un corpo contundente, non si può escludere nessuna ipotesi. Il delitto di Vincenza Saracino, domani l'autopsia sul corpo della donna, si indaga sulla cerchia di amici e conoscenti, compresi i clienti abituali del sexy shop di Preganziola, non si esclude il movente passionale. L'omicidio di Margherita Ceschina Conegliano un anno fa, ci sono 3 rinviati a giudizio, tra questi anche l'ex marito della donna Enzo Lorenzon, considerato il mandante del delitto. Rapina in pieno centro a Treviso, una 63enne è stata gettata a terra e trascinata per diversi metri, ha arrestato il ladro, sto attraversando un periodo difficile, la giustificazione. Incidente a Conegliano, sfondata la vetrina di un negozio in via Rosselli, nessuna persona coinvolta, l'automobilista avrebbe accusato un malore. Hanno destato scalpore le immagini degli operai sfruttati nei campi della Marca, veri e propri schiavi, l'appello di CIA, denunciare le aziende che sapevano. Baby gang, passeggeri senza biglietti, maleducazione. I carabinieri incontrano 400 autisti della MOM e stringono un'alleanza per la sicurezza. Saldi estivi al via Domani, ma a Treviso monta la polemica per la navetta diretta all'outlet di Noventa. I negozianti puntano il dito contro MOM e l'assessora alle attività produttive Rosanna Vettoretti. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali l'autopsia sul corpo di Alex Marangon. Ci sono i primi esiti e sono esiti per certi versi scioccanti. Si parla di ferite alla testa compatibili con un corpo contundente. Alex Marangon, quindi il 25enne trovato morto sul greto del Piave a Ciano del Montello, non si è suicidato. Questi i primi risultati che ci racconta Daniela Sizia, che davvero aprono 1000 scenari. Una gravissima lesione alla testa che ha portato al parziale sfondamento del cranio e poi numerose ferite al torace. Quando Alex Marangon è caduto in acqua era ancora vivo. Sono i primi risultati dell'esame autoptico svolto dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto, nominato dalla Procura di Treviso, e da Antonello Cirnelli, perito della famiglia della vittima. Il giovane 25enne di Marcon non si è suicidato. Tutte le ipotesi sono al vaglio degli investigatori. Le ferite alla testa sono compatibili con un corpo contundente, ma soprattutto quelle più gravi non sono derivate dal trascinamento del corpo nel Piave, talmente profonde le ferite che il ragazzo sarebbe morto anche senza l'annegamento, probabilmente arrivato alla fine. Effettuate anche tutti gli esami tossicologici e prelievi dei tessuti per accertare se il giovane, come sembra, fosse sotto l'effetto di sostanze psicotrope. 2 le piste sulle quali gli inquirenti si stanno muovendo, quella di una collisione con un'altra persona oppure che sia caduto da un'altezza tale da provocare gravissime lesioni. Nessuna ipotesi viene scartata, ma il risultato di questa autopsia apre scenari più inquietanti. Alex Marangon era arrivato a Vidor all'abbazia sabato, dove doveva partecipare a questo evento con riti sciamanici. Qui potrebbero, ma davvero è tutto da accertare, aver bevuto tisane a base di pianta, tra cui l'ayahuasca. Non solo, ma potrebbero aver effettuato anche il rito del Cambò, che prevede l'assorbimento di sostanze derivanti da una rana amazzonica. Si tratterebbe di una cerimonia che dà effetti psicotropi e allucinogeni. Questo spiegherebbe il comportamento del 25enne che alle 3 del mattino è uscito correndo e gridando. Dalle prime testimonianze sarebbe emerso che qualcuno potrebbe averlo inseguito. Poi tutto si avvolge nel mistero. I carabinieri continuano gli accertamenti e le indagini. In procura è stato aperto un fascicolo per morte in conseguenza di altro reato. Se venissero dimostrate delle responsabilità, il capo di accusa cambierebbe. Davvero un quadro molto mutevole e 1000 scenari, davvero 1000 che si aprono. Intanto siamo in grado di mostrarvi un'intervista realizzata poco tempo fa dall'emittente Alto Adige TV, un'intervista fatta proprio ad Alex nell'imminenza della stagione turistica. Impressiona il suo sorriso, guardate. Si sta molto bene, c'è un bel clima, la gente inizia a arrivare a Fiumi e dai, ci si diverte in compagnia.
Alex Marangon lavorava in questo bar al lago di Caldaro, disponibile solare, non si tira indietro quando vede il microfono dell'emittente Alto Adige TV, ma sorride e risponde con simpatia. Gli occhi gli brillano, tanti sogni nel cassetto, come tutti i ragazzi di 25 anni. Gli piaceva parlare e stare in compagnia, un giovane pieno di vita, come lo hanno sempre descritto i familiari. Questa intervista è stata fatta all'inizio della stagione turistica parlando dell'affluenza e delle prospettive per l'estate. Ci avviamo ad essere belli pieni, c'è già gente appunto in pontile a prendere il sole. La famiglia non riesce a darsi pace, vuole capire perché e come sia potuta accadere una tragedia simile ad un ragazzo che amava la vita e forse voleva provare un'esperienza diversa, forse voleva capire o conoscere meglio se stesso, forse perché quello che è accaduto a quell'evento nell'abbazia di Vidor, intriso di cultura amazzonica e riti sciamanici, nessuno potrà saperlo fino in fondo. Alex è arrivato con qualche conoscente ed ha chiesto subito la strada per poter andare a fare un bagno nel Piave, con quel sorriso che contagiava tutti. Poi la cronaca di quei terribili momenti che ora lasciano spazio solo al dolore. La notizia della tragedia ha raggiunto subito il bar, attoniti i colleghi e gli amici impietriti di fronte ad un dramma che ha ancora troppi misteri. E a proposito di misteri, c'è il delitto di Vincenza Saracino. Domani l'autopsia sul corpo della donna nella clinica di Padova, medicina legale. Si indaga sulla cerchia di amici e conoscenti, compresi i clienti abituali del sexy shop dove lavorava a Preganziole, gestito dal marito. Non si esclude al momento nessuna ipotesi, nemmeno quella del movente passionale, del delitto passionale. Vengono subito da noi. Una piantina di fiori gialli all'esterno del capannone dell'orrore è quella portata da alcune amiche di Vincenza Saracino in via Malaviste a Canizzano, a pochi metri dal luogo di ritrovamento del cadavere della donna, tra l'erba alta e i rifiuti di quest'area degradata. Un'ex officina abbandonata da più di 20 anni. Adagiata a terra, la donna era vestita con gli abiti che indossava al momento della scomparsa, martedì pomeriggio. Nelle prossime ore sul corpo della cinquantenne trevigiana, originaria di Molfetta, sarà effettuata l'autopsia all'Istituto di Medicina Legale di Padova da parte del professor Claudio Terranova. Se non ci sono dubbi sui due fendenti al collo e alla mascella, resta da chiarire se Vincenza sia stata trascinata in questo capannone diroccato contro la sua volontà o se avesse un appuntamento. Una pista quest'ultima che gli inquirenti stanno approfondendo sia con l'aiuto delle telecamere disseminate nell'area, sia attraverso la rubrica e la messaggistica del cellulare recuperato tra gli effetti personali nel teatro della mattanza. Rilievi sono in corso anche sulla bicicletta rinvenuta in un cespuglio a ridosso della stradina che porta al capannone a pochi centinaia di metri dall'abitazione della donna. Difficile essere trasportati in pieno giorno in un luogo del genere. In via Malaviste ci sono anche delle ville e delle case a schiera di pregio dotate di videosorveglianza. La strada, per quanto secondaria, è attraversata dalle auto, spesso usata come scorciatoia. La sera del rinvenimento del cadavere nessuno tra i residenti ha riferito di aver sentito rumori o urla nelle precedenti 24 ore. Ha visto l'arrivo dei carabinieri e basta? Sì, mi hanno solo domandato se avevo sentito qualcosa stanotte. E lei ha sentito qualcosa? Niente, da ieri pomeriggio a oggi niente. Insomma, forse Vincenza è arrivata qui in maniera autonoma e consapevole, trovando quello che poi si è rivelato essere il suo killer. Anche per questo si indaga sulla rete di relazioni della donna, compresi i clienti abitudinari del sexy shop di Preganziola, gestito dal marito e dove lavorava da tanti anni, facendo il tragitto casa-lavoro sempre in sella alla sua bici elettrica e sempre con gli stessi orari e con gli stessi piccoli riti della quotidianità. Il pacchetto di sigarette, il caffè al bar, la spesa lì per Lando, le cui telecamere potrebbero fornire dettagli ulteriori. Magari la donna ha avuto un contatto con il suo carnefice già tra gli scaffali del supermarket, anche solo un saluto o un cenno. Non si esclude che il killer abbia poi seguito Vincenza lungo il percorso tra le campagne che da Preganziol portano verso Canizzano, attraversando l'abitato di 7 comuni. Sullo sfondo quindi potrebbe esserci un movente di natura passionale, uno spasimante non corrisposto, una richiesta di chiarimento, un semplice incontro poi divenuto un incubo. L'autopsia stabilirà se sul corpo della donna ci siano ulteriori segni di violenza meno visibili o di natura sessuale e se la morte sia sopraggiunta per dissanguamento o soffocamento. Di certo una fine atroce ancora avvolta dal mistero.
Telecamere che a questo punto sono fondamentali, telecamere private, telecamere pubbliche. Il comune di Preganziola ha messo a disposizione da giorni i nastri, come conferma anche la sindaca Elena Stocco, che parla di una comunità sconvolta. Ci auguriamo si faccia luce al più presto. Queste le sue parole. Vincenza era conosciuta, aveva l'attività lavorativa e anche i passaggi effettuati all'interno del territorio, esercizi commerciali, ne facevano appunto una persona conosciuta, e quindi è chiaro che la tragicità della notizia ha colpito davvero tutti noi. Sicuramente la nostra comunità è rimasta sconvolta appunto per questa tragica notizia. Sono in corso ovviamente le indagini, per cui auguriamo ovviamente buon lavoro a chi sta curando le indagini, e ci auguriamo che venga presto definito il quadro in cui si è consumata questa tragedia. Chiaramente la notizia appunto ci sconvolge, appunto perché vittima è una donna, per cui maggiormente ci sentiamo ovviamente coinvolti dalla tragicità di questo evento. Quindi ovviamente un ringraziamento alle forze dell'ordine che sono state molto attive nelle fasi di ricerca, e ci auguriamo davvero che le indagini arrivino presto ad una identificazione dei responsabili. Un altro fatto di sangue risalente a un anno fa a Conegliano, l'omicidio di Margherita Ceschin. Enzo Lorenzon, considerato il mandante del delitto, ex marito della donna, Joan Maria Guzman, l'intermediario, entrambi difesi dall'avvocato Fabio Crea, e Sergio Lorenzo, uno dei killer difeso dall'avvocato Mauro Serpico, sono stati rinviati oggi a giudizio. I tre sono tutti accusati di concorso in omicidio volontario premeditato e aggravato. Il fatto, lo ricorderete, era avvenuto a Conegliano a giugno del 2023. La donna di 72 anni era stata trovata senza vita con segni di strangolamento e il torace sfondato, la casa messa a soqquadro per inscenare una rapina finita in tragedia. Oggi dunque in tribunale a Treviso i tre rinvii a giudizio. Un altro fatto di sangue, ancora davvero una sequela interminabile e dell'orrore, l'omicidio di Vittorio Veneto. Prima udienza del processo a carico di Riccardo De Felice, il 24enne che uccise con 3 fendenti al collo il padre Francesco, 56enne ex ufficiale dell'esercito in congedo nella notte tra il 15 e il 16 novembre del 2022. Il giovane che era stato ritenuto capace di volere ma incapace di intendere si trova in una struttura per seguire una terapia. Sta meglio, ma rimane un soggetto a rischio suicidio. In questi mesi ha preso consapevolezza di aver ucciso il padre, mentre nel momento del delitto lui pensava che l'uomo che aveva colpito non fosse il padre vero, il padre biologico. Non volevo farlo, ma era necessario, aveva detto il giovane nel corso dell'interrogatorio di convalida dell'arresto, aggiungendo: quell'uomo non era mio papà. Il processo è stato rinviato al 4 di ottobre per poter sentire la psicologa che ha in cura il ragazzo. Queste le immagini relative a quella mattanza, Vittorio Veneto, quindi tra il 15 e il 16 novembre del 2022. La cronaca ci porta adesso a Treviso per una rapina in pieno centro. Una 63enne è stata rapinata, gettata a terra e trascinata per diversi metri. Arrestato il ladro, che si è anche giustificato dicendo: sto attraversando un periodo difficile. Scippata, gettata a terra e trascinata per alcuni metri in via Giacomelli. La vittima è una donna di 63 anni che stava camminando in centro a Treviso giovedì pomeriggio. Immediata la chiamata al 113. Gli agenti delle volanti sono intervenuti e hanno rintracciato l'aggressore fuggito verso Borgo Cavour. L'uomo, un 41enne residente a Treviso, è stato immobilizzato e sottoposto a perquisizione in flagranza di reato, e che ha consentito di recuperare un centinaio di euro in contanti sottratti dal portafoglio della vittima. La borsa della donna e il portafoglio sono stati trovati all'interno del cestino dei rifiuti di un esercizio commerciale poco distante al luogo dove era stato fermato il 41enne. Processato per direttissima, è stato convalidato l'arresto con obbligo di dimora e di presentazione davanti alla polizia giudiziaria, nonché il divieto di uscire dal comune. Laureato a Milano, ha riferito alle forze dell'ordine di stare attraversando un periodo difficile e di aver delle scadenze da ottemperare. Vedendo la signora portare la borsa in modo blando, l'impedimento
scoppietto di scipparla nella speranza di trovare qualche soldo per rimpinguare il suo conto. Rubati circa 150 euro. L'uomo, già aggravato da piccoli precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato per rapina impropria. Nelle fasi dello scippo la vittima è rimasta ferita con escoriazione alle ginocchia e ai gomiti. Il 41enne ha riferito alle autorità di volersi scusare con la signora, riservandosi di contattarla per risarcirla. A breve l'uomo avrebbe dovuto firmare il contratto per un nuovo impiego. Andiamo adesso a Conegliano, dove ieri sera si è sfiorata la tragedia. Un 63enne alla guida è finito fuori strada e ha sfondato la vetrina di un negozio. Elena Dal Forno. L'incidente si è verificato a Conegliano, in via Rosselli, nella tarda serata di giovedì, quando una Volkswagen T-Roc con targa tedesca, guidata da un 61enne, ha terminato la sua corsa contro la vetrina del negozio di impianti elettrici Luigi Peccolo. L'auto proveniva da via Matteotti e invece di svoltare a destra e imboccare il fagiolone, ha proseguito dritto, demolendo in New Jersey alcuni arredi urbani per poi concludere la corsa contro la storica vetrina Peccolo. Sembra che all'origine dell'incidente ci sia un malore del guidatore che ha lamentato forti dolori al petto. L'uomo è stato condotto da un'ambulanza del SUEM 118 al pronto soccorso dell'ospedale civile Santa Maria dei Battuti di Conegliano, dove è stato sottoposto agli esami del caso e tenuto in osservazione tutta la notte fino al rilascio in mattinata. Ad eseguire i rilievi la polizia locale, che ha anche chiuso una parte del rondò per consentire i soccorsi e che sta ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente. Fortunatamente non sono rimaste coinvolte altre vetture o pedoni sul marciapiede. Nel frattempo il negozio ha potuto parzialmente riaprire, ma ingenti sono i danni registrati. Il titolare non ha voluto rilasciare dichiarazioni ai nostri microfoni, dicendosi fiducioso sulle indagini che verranno svolte e dei danni che verranno stimati. Ieri la denuncia della CGIL del Veneto per 50 indiani schiavizzati sui campi della Marca a vendemmiare e raccogliere radicchio. Oggi il nostro Lucio Zanato è ritornato davanti alla casa di Ponte di Piave, dove stavano stipati in condizioni fatiscenti, davvero disumane, per capire se la gente sapeva. Signora, ma non si era mai accorta di tutta questa gente? No. Sinceramente no, sentivo che, vedevo delle persone, ma non mi immaginavo proprio che ci fossero tante persone così. Però che ci fosse una situazione un po' difficile, l'aveva notata con quello col turbante, con la macchina. Quello col turbante sì, era il capo di tutti quanti, però è sparito, è già parecchio che è sparito sto signore. La testimonianza arriva dal locale vicino alla casa degli schiavi. Siamo in via San Romano a Negrisia. Lungo la strada principale fino a 50 persone vivevano in questi locali oggi chiusi e abbandonati, come le vetture utilizzate dai gregari del caporale per portare gli indiani sui campi o a raccogliere il radicchio o a vendemmiare per pochi euro che comunque non incassavano, dovendo pagare il debito per essere stati ingaggiati dal capo, per il poco mangiare che gli forniva, per l'affitto di giacigli indegni di una società civile. Una condizione scoperta dalla CGIL del Veneto, che ha presentato un esposto in procura a Treviso chiedendo venga fatta luce non solo sul caporale e i suoi gregari, ma sull'intera rete di società fittizie collegate con l'India e finalizzate a quella che molti definiscono una vera e propria tratta di braccianti schiavizzati. Una richiesta condivisa dai rappresentanti degli agricoltori. Una situazione assolutamente vergognosa a cui deve essere posto rimedio il prima possibile. Chiediamo alla magistratura di fare la massima chiarezza sulla questione e siamo i primi a non difendere assolutamente questo tipo di attività che mettono discredito a tutta la categoria del mondo agricolo, in modo tale che chi lavora in modo onesto, in modo corretto, dando il giusto contributo a chi lavora, venga poi valorizzato. Ecco, però molti dicono gli agricoltori non potevano non sapere. Può essere che gli agricoltori non conoscessero certe cose, sono consapevole. Ovviamente quando i lavoratori vengono pagati troppo poco deve scattare il campanello d'allarme e quindi ritenere queste attività non lecite. Per questo dalla CIA di Treviso la proposta di un albo che certifichi le imprese, in modo tale che noi sappiamo a chi ci stiamo rivolgendo e in questo albo poi che siano inseriti anche tutti i lavoratori, in modo tale che chi viene qua può essere registrato e l'agricoltore, l'imprenditore agricolo che necessiti questi servizi, verificando su questo albo chi sono le persone, sa chi viene in azienda e sa se sono in regola o meno con i permessi di soggiorno. Più controlli quindi, mettendo in rete i dati, perché non sempre emerge l'illegalità, come per la casa di Negrisia, dove questa macchina abbandonata ricorda ancora gli schiavi dei campi. Sono venuti comunque i vigili a controllare 2 volte se era assicurata. 2 volte.
Tentativo di occupazione abusiva di una cantina e un appartamento di un palazzo in via Goito a Castelfranco Veneto. Questo è il contenuto della chiamata ricevuta ieri pomeriggio al numero di pronto intervento della polizia locale. All'arrivo della pattuglia sul posto, nessuna traccia degli occupanti. Fondamentale la collaborazione con il personale AEP dell'azienda per l'edilizia economica e popolare di Castelfranco, che ha aperto la porta d'ingresso agli agenti della locale, i quali hanno poi provveduto al controllo dell'appartamento e dello scantinato, che presentava segni di scasso, indagini che non si fermeranno fino all'identificazione degli autori della violazione. Intanto è stata rinforzata la chiusura dei locali per evitare proprio questo fenomeno delle occupazioni. E noi saliamo in maniera metaforica ovviamente sui bus della Marca. Autisti, MOM e carabinieri di Treviso promuovono degli incontri di confronto e condivisione in tema di sicurezza contro il fenomeno delle baby gang e non solo. Mobilità di Marca e il Comando Provinciale dei Carabinieri di Treviso uniscono le forze per contrastare i fenomeni di intemperanza all'interno dei mezzi pubblici. Quasi 400 autisti della MOM hanno preso parte a 3 incontri con i militari dell'Arma per condividere conoscenze delle norme, esperienze e buone pratiche in tema di sicurezza e prevenzione dei conflitti. Il tenente colonnello Marco Turrini, comandante del Comando Operativo di Treviso, fa il punto delle richieste che arrivano alla centrale. Le segnalazioni più ricorrenti, classiche, sono il mancato possesso del documento di viaggio, che molto spesso poi può generare delle criticità, ulteriori in termini proprio di sicurezza, perché molto spesso c'è anche il rifiuto di fornire le proprie generalità. In questo senso sono stati forniti ovviamente dei suggerimenti su quello che prevede la normativa, e il fine ultimo è proprio quello di una sicurezza partecipata, affinché sia gli autisti di MOM sia gli utenti ovviamente dei mezzi pubblici possano così operare, viaggiare in serenità. Sono in particolare gli episodi legati alle baby gang a destare la maggiore preoccupazione. È un fenomeno emergente non solo nella provincia di Treviso, quindi anche qui la finalità è quella di ovviamente segnalare, identificare questi ragazzi, spesso appunto minorenni, che si rendono protagonisti magari di episodi di danneggiamento piuttosto che di disturbo della normale viabilità, della normale trasporto degli utenti. Il colonnello Turrini assicura che particolare attenzione verrà riservata a quelle linee più problematiche come la Conegliano-Pieve di Soligo e a tutte le autostazioni. Ho un altro aggiornamento di cronaca da darvi. È stato purtroppo ritrovato privo di vita il 76enne tedesco scomparso alcuni giorni fa da Follina. A lanciare l'allarme il titolare di un B&B della zona dove l'uomo era in villeggiatura. Le ricerche si erano concentrate alla fine nella zona di Cortina d'Ampezzo, dove la tracciatura del cellulare ne indicava la presenza. Un escursionista in passeggiata assieme al figlio ha segnalato di aver visto delle scarpe in un canale tra il rifugio Duca d'Aosta e il sentiero dei Camosci. Sul posto si sono portate a piedi le prime squadre e si è diretto l'elicottero della Guardia di Finanza che stava perlustrando la zona. La conferma è arrivata subito, si trattava dell'uomo disperso. Il recupero della salma, che si trovava a una ventina di metri sopra il sentiero, è stato effettuato dall'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore. Probabilmente l'escursionista ha cercato riparo dal maltempo sotto una roccia. Non si sa se a causarne la morte sia stato un malore o il freddo. Anche questa mattina in molti avevano preso parte ai sopralluoghi, soccorso alpino, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Carabinieri con unità cinofile e droni. Poi appunto l'epilogo, questo 76enne tedesco che appunto alloggiava in un B&B di Follina è stato ritrovato morto. Voltiamo decisamente pagina, parliamo di commercio, saldi estivi al via domani, ma a Treviso è una stagione che parte all'insegna della polemica. Perché? Perché monta la polemica per la navetta diretta all'outlet di Noventa di Piave e i negozianti puntano il dito contro MOM, ma soprattutto contro l'amministrazione comunale, in particolare l'assessore al commercio Vettoretti. Quello che colpisce è che si tratta di un'azienda municipalizzata, un'azienda locale pubblica che naturalmente favorisce
un colosso multinazionale della moda che fattura all'anno 5,5 miliardi di euro. Stupore e sconcerto da parte di Federmoda Treviso per il servizio navetta MOM che collegherà la città all'outlet di Noventa di Piave. Fermate previste all'aeroporto Canova, alla stazione dei treni e a quella dei bus di Treviso. Un'iniziativa che lascia stupiti i commercianti anche per il tempismo con la quale è stata avviata, proprio in concomitanza con l'inizio dei saldi estivi. Non entriamo nelle polemiche, delle varie associazioni trevigiane con l'assessore Vettoretti. Preferiremmo ci fossero attività di pubblicità, di progettazione, più per i nostri centri storici. Non l'unica polemica a tenere banco tra la categoria dei commercianti in città di Veneto Imprese Unite e Rivivere Treviso, di nuovo sul piede di guerra con l'assessora alle attività produttive Rosanna Vettoretti, accusata, oltre di non aver vigilato abbastanza per la creazione della linea bus diretta alla cittadella dello shopping, anche della mancanza di una linea programmatica per rilanciare il turismo nel centro città. Tregua finita dunque dopo il tavolo con i negozianti dello scorso aprile. Botta e risposta che arrivano proprio alla vigilia dei saldi estivi, in una stagione già compromessa da tanti fattori, primo su tutti il meteo. Veneti e trevigiani che risentiranno, secondo le stime di Federmoda, del peso dell'inflazione, ma le prospettive restano comunque positive. Un cauto ottimismo di prudenza. Noi sappiamo che a livello nazionale muoveranno 3,2 miliardi di valore e 15,8 famiglie faranno acquisti. I consumatori punteranno sulla qualità. La qualità verrà scelta dal 61% dei trevigiani, mentre il 39% punterà al prezzo. Per noi adesso c'è la pubblicità, fra poco. Di nuovo in studio, io vi ricordo la notizia di apertura della nostra edizione, che poi notizia di apertura della maggior parte dei quotidiani e delle agenzie nazionali. Alex Marangon non si è suicidato, ha ferite alla testa, quindi l'esito dell'autopsia sul corpo della 25enne ritrovato alcuni giorni fa a Ciano del Montello. Si trovava, lo ricorderete, su un isolotto nel Piave, diverse le lesioni al torace e cranio parzialmente sfondato. Il ragazzo sarebbe stato colpito da un corpo contundente e in questa fase non si può davvero escludere nessuna ipotesi. L'abbiamo definita un'autopsia shock, però appunto sono risultati, sono esiti davvero sconcertanti che aprono mille scenari. Noi voltiamo decisamente pagine, come ogni venerdì sera ci occupiamo delle previsioni del tempo per il fine settimana. Finalmente ci sono buone notizie. Finalmente qualche giorno di tempo stabile, di tempo estivo, d'altronde ormai siamo in piena estate. Grazie a una rimonta dell'anticiclone, vedete la carta del tempo, un anticiclone però che non è molto intenso, quindi durerà qualche giorno, poi speriamo bene, ecco, c'è solo da sperare perché già fine prossima settimana le previsioni a media, lunga scadenza ci dicono che potrebbe esserci un peggioramento, ma ci torneremo. Intanto questo fine settimana, i giorni a seguire, abbiamo cielo in prevalenza sereno, un'attività comuniforme, ma dura anche il caldo sui rilievi, qualche fenomeno domenica pomeriggio sui rilievi, ma qualcosa potrebbe sconfinare in pianura, ma nulla di significativo. Cielo prevalenza sereno ancora per i primi giorni, per gran parte della prossima settimana, salvo questa attività cumuliforme durante il pomeriggio, qualche fenomeno sui rilievi e nulla più. Dicevamo a fine prossima settimana potremmo avere di nuovo un cambiamento, l'anticiclone c'è ma non è così intenso, vedremo l'evoluzione, si potrebbe anche rafforzare. I venti sono deboli, direzione variabile, la brezza naturalmente solida d'estate lungo la costa, le temperature minime intorno a 20-21 gradi, le temperature massime intorno ai 30 per il fine settimana, però ben più alte poi nel corso della prossima settimana, quindi avremo 33-34, localmente anche 35 gradi. L'Alta Adriatica è previsto poco mosso, quasi calmo. È tutto.
Parliamo adesso di montagna e di comuni montani, le dinamiche delle terre alte. Se ne è parlato a Tonezza del Cimone nel Vicentino in occasione degli stati generali dei comuni montani del Veneto. Ad aprire i lavori il sindaco di Treviso, presidente ANCI, Mario Conte. Credo che da questi incontri possa nascere qualcosa di davvero virtuoso per dei territori che sono straordinari da un punto di vista naturalistico e che manifestano dei problemi da un punto di vista dei servizi. Credo che con poco e con tanta buona volontà si possano ottenere dei risultati davvero importanti. La battaglia della montagna, aggiunge Conte, diventerà la battaglia di tutti i comuni del Veneto. L'evento dedicato ai comuni montani e promosso dall'ANCI regionale ha fatto il paio con quello riservato ai comuni litoranei e di lago tenutosi il 28 giugno a Cavallino Treporti. Gli amministratori però lamentano una disparità nella normativa. Oggi i comuni di montagna, piccoli comuni, soggiacciono alle stesse regole previste per i grandi comuni di pianura. Non può funzionare così, noi abbiamo bisogno che le regole si adattino ai territori e siano assolutamente pratica la gestione delle cose. Un comune strutturato può gestire i problemi attraverso tanti passaggi burocratici, un comune in cui magari ci sono 4 o 5 dipendenti deve poter avere delle procedure sempre rispettose della legge ma snelle che permettano di risolvere i problemi. Si è parlato del ruolo delle unioni e delle comunità montane, del fenomeno sempre più presente dello spopolamento delle aree interne che colpisce anche le piante organiche dei comuni sempre più sguarnite. Adesso bisogna agire, c'è una legge sulla montagna, però credo che nello specifico anche gli stati generali di oggi sono molto utili perché si sta arrivando alla conclusione di un percorso legislativo che forse può integrare alcuni contenuti anche alla luce di esperienze molto concrete. Ricordiamoci che gli amministratori sono concreti e vivono sulla loro pelle il fatto di dover dare dei servizi ai cittadini. Il governo si sta impegnando a mettere 200 milioni all'anno a sostegno dei comuni montani, un passo per aiutarli. Sempre possiamo fare di più e chi come me ha a cuore questi territori non è mai pienamente soddisfatto, però concretamente io ringrazio il Ministro Calderoli per aver portato alla discussione di questa legge ad inizio legislatura. Troppe volte le abbiamo viste fare come propaganda alle fine della legislatura e questa volta abbiamo tutto il tempo per votarla, per vederla applicata, ma soprattutto per lavorarci, per metterci dentro tutte le istanze che come oggi nascono dai territori. E noi adesso andiamo in montagna, andiamo a Belluno. A Belluno con la cronaca in primo piano, la Guardia di Finanza di Belluno ha sequestrato 12.000 prodotti tra accessori e gadget a tema estivo in un negozio in città gestito da un cittadino di nazionalità cinese. Molti degli articoli illegali non erano conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Tra i pezzi anche 1.500 oggetti del settore moda e abbigliamento. L'operazione è stata segnalata alla Camera di Commercio. Nello stesso negozio durante l'ispezione le fiamme gialle hanno sorpreso 2 dipendenti al lavoro senza contratto. Il titolare è stato perciò segnalato anche all'Ispettorato del Lavoro per l'adozione di un provvedimento di sospensione dell'attività. La salute, i temi della sanità, potenziamento rete di urgenza ed emergenza medica con l'operatività del secondo elicottero su M118 non più sperimentale. Da domani prende avvio la rete sanitaria integrata per la stagione estiva in montagna. Stamattina il punto alla base di Pieve di Cadore, come ci racconta Tiziana Bolognani. Il secondo elicottero stabile e non più operativo in via sperimentale, 5 ambulanze in più ad Alleghe con personale dell'ULS 1, servizio di medicina turistica e di dialisi, una rete di urgenza ed emergenza medica potenziata, quella che da domani al 22 settembre sarà a servizio dei residenti e dei turisti che già affollano la montagna bellunese. Il singolo magari arriva anche prima ma fa poca strada, la rete invece ci aiuta veramente a dare risposte in maniera efficiente, in maniera efficace. Siamo noi che andiamo ad aiutare altri vengono ad aiutare noi quando appunto serve. L'importante è appunto assistere la persona nel miglior modo possibile. Per la terza stagione il raddoppio dell'elicottero, Falco 1 operativo per 12 ore fino al tramonto, Falco 2 dalle 6:18 fino al 22 settembre. Quest'anno siamo partiti con meno affanno e l'elisoccorso stagionale è diventato stabile, ha detto il dottor Paolo Rosi del SUEM Veneto. I risultati sono tali che dimostrano che questo servizio serve e quindi va mantenuto. Auspici anche per il volo notturno, attualmente garantito in provincia in via sperimentale con la ripartizione H12 e H24 rispettivamente da Belluno e Treviso.
Treviso. La Regione del Veneto ha iniziato questo percorso nell'ambito del volo notturno che è in fase sperimentale. Alla fine si prevedono, in base appunto ai dati che si stanno raccogliendo, queste 3 basi, Treviso, Verona e Pieve di Cadore. Naturalmente è un percorso che andrà via via attuato gradualmente. Un investimento di 1.100.000 euro per il potenziamento della rete del soccorso estivo, ben spesi per il commissario Dal Bene, che ha fatto il punto sull'attività del primo semestre del 2024. Chiamate al 118 emissioni presentano già numeri superiori rispetto allo stesso periodo del 2023, così come gli accessi ai pronto soccorso, che segnano un più 4%. Il fatturato per i soccorsi con l'elicottero a Illesi sfiora i 378.000 euro, con una prevalenza di note emesse a turisti stranieri. Ci sono appunto dei soccorsi di persone illese a cui mandiamo il conto e recuperiamo, per quanto riguarda gli italiani, l'80% del fatturato, per quanto riguarda l'estero il 70%, quindi anche da questo punto di vista diventa importante che tutti si dotino di un'assicurazione. Ai turisti l'invito appello all'unisono, se non si è soci CAI, è quello di sottoscrivere un'assicurazione, e per le tasche degli appassionati della montagna, sempre più a parole che nei fatti, la certezza di non avere addebiti per servizi di soccorso che si sarebbero potuti evitare. Cordoglio unanime in città e in provincia per la morte di Bortolo Calligaro, fondatore e storico presidente di FIAB Belluno. È proprio la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta a ricordarlo con affetto in una nota in cui si ricorda la nascita dell'Associazione Amici della Bicicletta, che lavorò sin da subito per la realizzazione della ciclabile da Cimabanche a Calalzo, oggi uno dei tracciati più belli d'Europa, che ha preso il nome della lunga via delle Dolomiti. Bortolo Calligaro si è spento ieri nella sua casa di Borgoprà a Belluno. La data dei funerali non è stata ancora resa nota. L'autovelox di via Marisiga a Belluno è del tutto legittimo, lo ha stabilito il Tribunale di Belluno, dinanzi al quale il Comune si è rivolto in appello avverso la pronuncia del giudice di pace, che aveva negato la classificazione di quel tratto di strada come extraurbana secondaria e aveva disposto la disapplicazione del decreto del prefetto di Belluno di autorizzazione all'installazione dell'autovelox. Un punto a favore della prevenzione e della sicurezza lungo le strade della nostra città, commentato con soddisfazione il sindaco di Belluno, Oscar De Pellegrin. Non solo green e digitale, la transizione per le imprese bellunesi è anche generazionale, un ricambio cruciale per il manifatturiero bellunese dolomitico, ha detto il presidente del gruppo Giovani Imprenditori, che celebra i 65 anni dalla fondazione. Il cambio generazionale è linfa vitale per le nostre imprese e per il territorio stesso. In questi periodi di grandi cambiamenti, con l'introduzione dell'intelligenza artificiale, spetta a noi giovani portare innovazione e attrattività. Il tema è cruciale per il manifatturiero bellunese: promuovere e cercare il confronto intergenerazionale, un passaggio imprescindibile per il tessuto economico bellunese. Il mantra del gruppo Giovani Imprenditori affonda il dito sulle strategie per creare un ponte tra la fabbrica del presente e quella del futuro, tra un patrimonio di conoscenze consolidato e le nuove competenze richieste dal mercato. Nelle aziende l'alternanza tra le generazioni che hanno costruito l'azienda e le generazioni che invece la devono portare avanti e devono pianificare il futuro è una cosa molto importante, molto delicata, va gestita con degli strumenti adeguati. Francesco De Polo è uno dei 4 giovani imprenditori del territorio che nel pomeriggio a Villa Doglioni del Mas hanno portato la testimonianza del passaggio del testimone nelle rispettive aziende di famiglia, consapevolezza e assunzione di responsabilità per perpetuare con orgoglio una storia che rappresenta il futuro, green e tecnologico. Abbiamo un futuro in questo momento abbastanza complesso. Va gestito come tutti i momenti complessi con grande impegno. Ci sono dei nuovi motori, appunto l'intelligenza artificiale per l'industria sarà uno dei drive importanti di cambiamento. Giovani imprenditori che oggi hanno celebrato il 65esimo dalla fondazione del gruppo con un evento che li ha visti fianco a fianco ai vertici di Confindustria e agli esperti della LUISS e dell'Università di Verona. È uno dei gruppi tra i più longevi a livello nazionale, pur essendo in una località che spesso è considerata di periferia. La nostra industria è forte, il nostro gruppo giovani è forte e creerà quello che è un ricambio e un futuro per il nostro territorio.
Non ho altri aggiornamenti da darvi né dalla provincia di Belluno né dalla Marca Trevigiana. È tutto anche per questa edizione. Subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.